31 nuovi casi di persone contagiate dal virus West Nile in una settimana, ma dopo Ferragosto il bollettino è stato nuovamente aggiornato. E nella giornata di oggi abbiamo però già registrato altri 4 casi, si va ad aggiungere una forma invasiva in più e altre 3 sono forme febbrili. La situazione quindi complessivamente si porta a essere a 116, è un numero importante anche perché nell'ultima annualità, il 2018, in cui c'erano stati numerosi casi nel Veneto, in Italia, in particolare a Padova, si è arrivati a 95. Il primo caso nel 2018 era venuto il giorno di Ferragosto, quindi la situazione adesso porta, per motivi climatici prevalentemente, ad aver anticipato di molto i casi di positività, anche purtroppo quelli gravi. La situazione, secondo i responsabili dell'USL 6, azienda ospedaliera, è sotto controllo, nonostante in queste settimane i ricoveri in terapia intensiva per positività al West Nile abbiano superato quelli per Covid. I casi in totale sono 116, di cui 58 sono forme neuroinvasive con encefaliti, 39 con febbre, 10 apiretiche, 4 asintomatiche. Si tratta di casi sparsi tra città e province, non di focolai, che per essere considerati tali devono contare 2 contagi nel raggio di 2 chilometri. L'ultimo era stato registrato tra via Facciolati e il quartiere di Sant'Osvaldo, zona dove il comune di Padova aveva subito avviato un'operazione di disinfestazione con prodotti adulticidi. Ai privati il consiglio è quello di usare una volta al mese prodotti larvicidi nei tombini per evitare il proliferare delle zanzare, che sono il vettore del virus. Sul fronte vaiolo delle scimmie invece si è registrata una nuova positività che porta a 20 casi nella nostra provincia, dove c'è stata una buona risposta alla vaccinazione. Stiamo contattando le persone che hanno chiesto la vaccinazione sulla nostra casella di posta elettronica. In questo momento stiamo evadendo tutte le richieste pur utilizzando pienamente le dosi già arrivate, che ricordo non era un numero molto elevato, erano 60, e dovevamo all'interno di queste prevedere anche la seconda dose, che è prevista nell'arco di 28 giorni, quindi 4 settimane dalla prima dose. Ma sono previste molte più dosi nelle prossime settimane.